Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con lotta per il Numero comando, 4, è veloce Gina Cap, Ginger che squalificato. prende l'iniziativa, ha sbagliato invece Gina Cap, all'esterno prova a portarsi Ghibli dei Greppi, poi in corda Giunone, mentre in terza ruota Gladiator Bar, 200 metri iniziali passati in 16,5. Con al comando Ginger, di fuori Ghibli dei Greppi, galoppa Gladiator Bar, Numero 5, seconda Gladiator in corda Bar, squalificato. è Giunone, poi Gold di Ripetiamo, Celle, numero 4, Gina Cap, squalificato. 32 mezzi primi 400 metri di corsa con al comando Ginger, di fuori Ghibli dei Greppi, alla corda Giunone, mentre di fuori c'è Garin Lubi, frazione addirittura in 17,6 sulla curva di destra, gruppo che prosegue a ritmo non di corsa ma di sgambatura, primo giro in 1,6,5, 34, questi 400 di corsa con Ginger con accanto Ghibli dei Greppi, in corda Giunone con di fianco Garin Lubi, poi alla retroguardia sempre Goldicelle e Gorgek Daghi. Chilometro iniziale in 1,23,1, assolutamente blando, sempre al comando il numero 2 di Ginger con all'esterno Ghibli dei Greppi, in corda rimane chiuso a Giunone che ha accanto Garin Lubi, non cambia niente, altra frazione in 16,5 quando siamo sulla penultima curva e nessuno accenna a dare una sveglia alla corsa e così Ginger continua in vantaggio con al suo fianco Ghibli dei Greppi, altra frazione in 16,8. Vantaggio Ginger, di fuori Ghibli dei Greppi, in corda Giunone, sbaglia Ginger che si riprende al volo, ma intanto Ghibli dei Greppi l'ha sopravanzata, frazione della retta opposta in accelerazione in 15,2. Passato Ghibli dei Greppi, va al suo attacco all'esterno Garin Lubi, sbaglia Gorgek Daghi, si libera dalla corda Giunone. Numero 8, All'ingresso della dirittura d'arrivo è in vantaggio Ghibli dei Greppi, prova ad andarlo a prendere Garin Lubi in mezzo alla pista, lo scatto di Giunone, sbaglia anche Ghibli dei Greppi, lo scatto di Giunone in mezzo alla pista, Giunone che va su Garin Lubi, Giunone passa e viene a vincere nei confronti di Garin Lubi, al terzo posto Goldicelle 1,28. Il doppio chilometro, 28,7 a chiudere, in una corsa da dimenticare, ne sono successe di tutti i colori, alla fine emerge Giunone con Vincenzo Luongo per il training di Gennaro Casillo, i colori della signora Livia Cella, ritmo blandissimo, un sacco di rotture anche poi sull'allungo e alla fine Giunone emerge con lo scatto in mezzo alla pista, Garin Lubi fa suo il secondo posto, al terzo bisogna andare a vedere, forse ancora Goldicelle, l'unico esente da errori.